Buon pomeriggio gentili telespettatori di Rai Sport Satellite, benvenuti a San Patrignano. Dopo la Coppa Davis si è tenuto da poco il premio numero 4, categoria a fasi, riservata a giovani cavalli per la precisione di 7 anni. Categoria a fasi che di fatto significa esaurire tutta la gara in un unico percorso. Il percorso è diviso in due, la prima parte che termina dopo l'8º ostacolo con una gabbia. Se il percorso è netto si continua e poi si va a vedere appunto quello che sono eventuali penalità e il miglior tempo. Colui che ha vinto è Werner Muff, lo svizzero, che ora Roberto Gambuti dalla regia vi ripropone, vi saluta assieme a tutti i componenti della squadra tecnica che vi regaleranno le emozioni di questa parte di collegamento. Dicevamo, su Quax secondo, eccolo qui, l'atleta nato il 22 febbraio del 1974, il cavaliere, è stato quinto come team ad Aquisgrana nel campionato del mondo. Quest'anno si sta comportando bene, lui che peraltro come giovane cavaliere ha avuto un ottimo terzo posto nella prima parte della sua carriera nel 1998. Diciamo, qui affronta questa parte del percorso che si chiude con l'ostacolo numero 8, ovvero di fatto sarebbe la gabbia. Ostacoli tutti alti 1,35 m, a parte la seconda gabbia, quella della seconda parte del percorso, che è alta 1,40 m, e l'ostacolo numero 13, anche quello un verticale, altro appunto 1,40 m. Dicevamo di Werner Muff che si è comportato benissimo perché nella prima parte ha avuto 0 penalità, quindi 0 punti di penalità, alcun errore per lui, e poi ha chiuso con un tempo entusiasmante di 41,35 nella parte finale. Qui siamo proprio nell'ultimo ostacolo, nella parte conclusiva, e chiude con questo tempo 41,35, 0 di penalità, 0 penalità anche per quanto riguarda la seconda parte del tracciato, seguito da Markus Berbaum, il tedesco, che vediamo ora impegnato proprio nella prima parte del tracciato. Si parte con questo ostacolo verticale semplice, poi con un Oxer nella seconda parte, si va ad affrontare il terzo ostacolo, anche questo dopo una bella girata a mano destra, come potete apprezzare, con un verticale. Successivamente piega a mano sinistra per un largo, e poi la gabbia che viene affrontata appunto dal cavaliere. Berbaum che esaurisce la prima parte del tracciato anche lui senza penalità. Markus Berbaum, che è nato il 16 novembre del 1970 e che è di fatto stato anche campione del mondo con la sua squadra, con la Germania, nel 1998 nel campionato del mondo che si tenne a Roma, ed anche un terzo posto quest'anno in Coppa del Mondo a Las Vegas su Lina, una femmina baia. Qui si presenta nel binomio con Cartel, un maschio tedesco di 7 anni, effettuato un bel percorso. Per lui di fatto c'è stata una sconfitta di misura, perché 41,35 è il tempo di Werner Muff, soltanto 41,43 invece proprio per Markus Berbaum, che nella parte finale di fatto del suo percorso lo conclude qui con il tempo che dicevamo prima di 41,43. Quindi secondo posto per il tedesco, che si è ben comportato, terzo posto anche per l'olandese che vedremo tra pochissimo, Jeroen Dubbeldam, che ha fatto una buona parte di prima gara, si è ben comportato nella seconda, però qui ha avuto un errore e quindi 4 penalità per lui. Si presenta con Tekirisi la Silla, in questo caso l'olandese. Vediamo qua proprio nella prima parte, bene sulle verticale, poi girata a mano sinistra per il largo. Si tratta di un tracciato lungo 350 metri per la precisione, 320 metri, con un tempo massimo di 55 secondi, tempo limite di 110 secondi. Dopo il tempo massimo chiaramente scattano le penalità, nel tempo limite invece poi è proprio il tempo per restare in gara, dopodiché scatta la squalifica a fasi. Molto particolare, come se ci fosse un barrage praticamente subito attaccato. Qui intanto lo vediamo proprio nella gabbia che conclude la prima parte. Da qui parte la seconda fase, da qui ha inizio la seconda fase con il verticale, praticamente il nono ostacolo, poi verso il decimo che invece è un largo, un Oxer, la girata a mano destra per affrontare l'11º ostacolo, che è una gabbia. Poi si va verso ancora nuovamente un largo,
qui ben lavorato per lui, e poi di fatto ancora una bella girata per affrontare il verticale con l'ultimo ostacolo che, eccolo qui, è nuovamente un largo. Per lui c'è, come detto, la penalità, quindi l'errore, chiude con 42,64, un tempo anche buono per quanto riguarda il cavaliere olandese. Facciamo anche un rapido calcolo per quel che è la classifica. Werner Muff, quindi primo, secondo Marcus Berbaum, terzo posto per Jeroen Dubeldam, quarto Marco Kutscher, Gabriela Salik, l'israeliana, quinta, sesto Erik van der Vleuten, settimo Joy Gatlin, ottavo Ludger Berbaum. Per quanto riguarda gli italiani, il migliore è stato Jerry Smith, per lui 4 penalità subito, quindi non ha avuto accesso alla seconda fase, ha avuto però un buon risultato. Jerry Smith che oggi montava Ser di San Patrignano, uno stallone baio di 7 anni che è proprio di San Patrignano, perché l'abbiamo ricordato ieri nella prima giornata. San Patrignano è anche un allevamento importante, lo scorso anno furono venduti cavalli per 200.000 euro, per la precisione 8, uno dei quali è finito anche in Danimarca e uno in Germania, insomma quelle che sono nazioni poi di fatto principe dell'allevamento e anche dell'equitazione, ed è un segnale importante che ci sia proprio la voglia anche di venire a riscoprire quelli che sono i cavalli italiani. A San Patrignano si tiene la domenica mattina, quindi la giornata conclusiva, quando ci sarà poi il Vincenzo Muccioli Challenge domani sera. Nella parte conclusiva, dicevamo, ci sarà questa bella asta domani mattina al maneggio coperto, in tutto 12 puledri che vengono messi all'asta e quindi eventualmente venduti. Ci sono grandi proprietari per questo challenge importante, quindi ci si augura che anche quest'anno ci sia, insomma, la capacità e anche la forza e la fortuna di poter vendere dei puledri. Dicevamo degli italiani, Jerry Smith un 14esimo, ex equo con Christian Allman, così anche per Juan Carlos Garcia, 14esimo posto, un po' più distante Fabio Brotto, 19esimo su New Zealand delle Roane, lui che monta tutti i cavalli dell'allevamento delle Roane appunto. Poi Giuseppe Donofrio su Lagerfeld, 20esimo posto per lui, ha chiuso 21esimo Abel Said, perché praticamente è stato eliminato per via del tempo appunto di eliminazione, tempo limite, Patrick McEntee, il belga, su Cad Muri Mare Z. Ancora intanto Roberto Gambuti ci va a riproporre quella che è stata la cavalcata vincente da parte dello svizzero. Forse tutti si attendevano qualcos'altro, qualcosa di meglio, ma è stata bravina Joy Gatlin, la statunitense, con Twindoline. Ieri montava Tres Bis, l'altro ieri ha vinto di mattinata quello che era il premio proprio di giovani cavalli di 7 anni, il premio numero 1 che si è tenuto il Bayer, tanto per intenderci. Ci si attendeva probabilmente da parte sua anche una ripetizione oggi in quella che poteva essere una gara per cavalli giovani. Ha un allevamento di tutto rispetto alla statunitense Joy Gatlin. Qui c'è anche Edison Phillips, ma certamente Joy Gatlin ha fatto vedere qualcosa in più, potrebbe essere eventualmente anche un outsider, chissà, forse di eccellenza per quello che è il Vincenzo Muccioli Challenge. Intanto ancora Werner Muff, parlavamo dei giovani cavalli, 7 anni in questo caso, ha fatto vedere delle belle cose anche proprio Twindoline dopo Tres Bis. Twindoline che è figlia di maschio Baio, figlio di Nemelus R, e che cavallo molto veloce, molto rapido, bene nella prima parte del percorso, un netto, poi invece una penalità, 4 di penalità, un errore con 47,19, quindi un po' più lenta in totale nella seconda parte, veramente velocissimo invece Quox, secondo, il maschio figlio di Quincy Jones, montato da Werner Muff, 41,35, una cosa veramente eccezionale. Qui c'era peraltro un montepremi di 3.000 euro, bassino rispetto ai 50.000 ad esempio di ieri, e poi insomma a quel che sarà il Vincenzo Muccioli che vi racconteremo insieme. C'è ancora tempo per ricordarvi quello che sarà l'appuntamento di questa sera dalle 22:25 circa in diretta su Rai Sport Satellite. Avremo il Gran Premio della Grand Chasse, praticamente una categoria a tempo su percorso di caccia con ostacoli alti, 1,45 m. 22:30 quindi su Rai Sport Satellite. Questa è la veduta su San Patrignano oggi, anche una piccola novità per quanto riguarda le condizioni meteo. Ieri faceva molto caldo, oggi anche certamente il caldo si va a sentire, un'umidità molto elevata, c'è forse
un aspetto migliorativo rispetto a ieri, ovvero un piccolo vento di scirocco, a vedere le bandiere dovrebbe essere da sud se non ci inganniamo, che tira un po' di più e che permette probabilmente di poter star meglio per chi è qui, guarda o vi racconta il concorso ippico, ma soprattutto far star meglio i cavalieri e i cavalli. Ieri abbiamo parlato spesso del problema dei cavalli, del caldo che si è sentito anche di alcuni cavalli, quelli giovani soprattutto, quindi quelli montati ad esempio da Gerlin o Addison Phillips, possono avere problemi con le luci, possono spaventarsi, avere un po' di nervosismo in più rispetto ai cavalli più navigati, comunque quelli più navigati, che hanno anche più concorsi ippici nella loro carriera, però insomma nell'insieme abbiamo visto delle ottime cose, così come sarà certamente questa sera. Mi dice Roberto Cambuti alla regia che siamo in conclusione, allora tra poco per la World League di pallanuoto, linea a Pescara. Grazie, la linea può tornare a Saxa Rubra, coordinamento giornalistico curato da Giacomo Capuano. A questa sera. L'undicesima edizione, quindi l'undicesima volta che si ricorda tuo papà. Per voi sarà sicuramente, direi, un concorso che ha un valore importante. Beh, 12 anni fa circa, qua c'era una collina con una vigna e mio padre decise di farla spianare e disse a noi, a un po' di ragazzi che erano con lui in quel momento: un giorno su questo campo salteranno i più grandi cavalli del mondo, i più grandi binomi del mondo. Noi lo guardammo un po' strano, magari un po' caldo, chissà. E, e questa cosa è successa. Abbiamo organizzato i campionati europei qua e oggi abbiamo aperto un concorso internazionale 5 Stelle che ha avuto il riconoscimento l'anno scorso come il migliore concorso outdoor del mondo. Esatto. È un grosso orgoglio, è una grossa soddisfazione avere realizzato il suo sogno, ma soprattutto averlo fatto con tutti i ragazzi che in questi anni si sono prodigati a realizzare questo sogno con un grandissimo entusiasmo, grande passione e devo dire grandissima professionalità. Tanto Roberto Cambuti poco fa dalla regia ci riprendeva insomma un cartellone con drugs off, una mano che porta via la droga, insomma, cacciamo la droga, questo può essere diciamo così la traduzione non letterale, più idiomatica. Continua comunque questo grande vostro lavoro, questo grande impegno. Sì, oggi continua non solo nel recupero e nel reinserimento di tanti ragazzi che accogliamo in comunità, continua anche sul fronte della prevenzione. Credo che mai come oggi sia importante dire alle famiglie e ai ragazzi: state lontani dalla droga, fare con strumenti giusti, nuovi, positivi e col loro linguaggio. Drugs Off è una campagna trasversale che raggiunge tutto il mondo e che usa lo sport buono, lo sport positivo, lo sport pulito come veicolo per dare questo messaggio, sia col cavallo che con le motociclette, che con la pallavolo, che con tante altre manifestazioni sportive a cui partecipiamo. Il cavallo contribuisce. Un'ultima domanda, che è questa relativamente insomma al fatto che siete diventati anche un allevamento di tutto rispetto. Lo scorso anno avete venduto puledri per 200.000 euro, di cui uno anche in Danimarca. Quest'anno anche ci sarà poi la domenica mattina del maneggio coperto, l'asta. Questa anche è una bella soddisfazione, no? Sì, perché l'intento iniziale quando è stato fatto questo progetto del cavallo, della scuderia, di tanti titoli, tante medaglie d'oro vinte ai campionati europei, alle Olimpiadi, ai mondiali, in realtà si stava fondando un allevamento, e l'allevamento è il nucleo più importante di questa attività, della passione dei ragazzi, e i risultati sono soprattutto questi, quelli che ci danno più soddisfazione. Domani ci sarà quest'asta, ci sono i puledri di Vai a Vai, ci sono i prodotti di quelli che una volta sono stati i grandi campioni di San Patrignano e che oggi sono gli stalloni e le fattrici. Credo che sia questo veramente un grosso contributo che San Patrignano è riuscito a dare a tutta l'Italia, perché un allevamento del cavallo italiano in salto ostacoli forse l'avevamo un po' perso. Oggi credo che sia bello poter dire che questo contributo l'hanno dato soprattutto tutti i ragazzi che hanno riversato passione e impegno ad allevarli per tanti anni. Bene, grazie Andrea Muccioli, grazie per essere stato qui con noi, responsabile di San Patrignano. È partita di fatto insomma la gara che vi presentiamo oggi, perché è una gara contro il tempo, nel senso che qui c'è un percorso
ovviamente con degli ostacoli particolari. Si galoppa molto velocemente, si cerca appunto di andare contro il tempo. Se si abbattono gli ostacoli si hanno delle penalità in tempo, quindi praticamente viene aggiunto del tempo ad ogni ostacolo che si abbatte, per la precisione 4 secondi ogni ostacolo. Eccolo qui intanto ancora Roberto Cambuti che ci inquadra Andrea Muccioli con i suoi ragazzi. Sono tanti stasera, tutte le sere devo dire, che sono venuti a vedere con grande passione il concorso ippico. Dicevamo di questo premio numero 6, in tutto avremo 30 cavalieri. Abbiamo visto poco fa Jos Lansik, per lui percorso pulito. Andiamo a vedere anche com'è il percorso, appunto, come è stato designato da Rolf Ludi e da Heinrich Fischer. Per la precisione abbiamo 12 ostacoli, la partenza, poi ci sono diversi larghi, la parte centrale con la gabbia, c'è poi un largo con acqua, si va a concludere poi di fatto prima dell'ultimo ostacolo, che è un verticale semplice, proprio con un'altra gabbia. Abbiamo visto poco fa, diciamo, Jos Lansik, che è campione del mondo in carica, invitato a Quizgrana lo scorso anno. Qui si è presentato con Alcail Valentina, con quale ha vinto peraltro con questo cavallo il concorso ippico di Anversa, il belga, figlia di Navab de Rev, sorta figlio di Lis de Darmen, questa femmina del 1998 belga. Berbaum 95 secondi e 86, con 4 secondi di penalità per Marcus Berbaum. In tutto 95 secondi e 86. 350 metri il percorso. Ora siamo con Michaels Merit Berbaum, la moglie di Marcus che abbiamo visto poco fa, nel binomio con Shutterfly, lei che è stata campionessa praticamente d'Europa a livello di squadra con la Germania a San Patrignano, appunto, come ricordava prima anche Andrea Muccioli. È stata terza da Quizgrana sia come squadra che individualmente. Non ha però nel suo carniere, nonostante queste grandissime vittorie, alcuna Olimpiade. Certamente un tipo di concorso questo molto bello, molto veloce, ritmato, perché è una corsa contro il tempo. Non è detto che chi dovesse abbattere ad esempio i primi 2 ostacoli, tanto per intenderci, non possa poi vincere, perché basta che aumenti il ritmo e che insomma riuscisse eventualmente a non abbattere altri ostacoli, può sempre avere un tempo inferiore rispetto a chi ha fatto un percorso ad esempio pulito, perché ripetiamo, poi la realtà la fa la velocità. Qui intanto ecco la gabbia con 2 sforzi, quindi 2 elementi, poi girata a mano sinistra per il largo con acqua, anche il sesto ostacolo. Ora il largo Loxer, per ora alcun elemento abbattuto, quindi nessun ostacolo abbattuto per lei, quindi si tratta per il momento di un percorso pulito. Adesso va al 9° ostacolo. Ad affrontare ancora la gabbia. Però si ritira. Il problema forse con il cavallo, ha sentito probabilmente qualche problema con Shutterfly, si ritira dopo aver fatto praticamente un'ottima gara. Comunque non è molto comprensibile il motivo del ritiro, eventualmente, anche se Cambuti ci fa apprezzare il replay, non sembrava molto comprensibile, almeno così a prima vista, il motivo del ritiro di Michaels Merit Berbaum, nata il 26 dicembre del 1969, con la qui inquadrata
adesso la tedesca, moglie di Marcus appunto, che abbiamo visto in precedenza con un 95,86. ...97 secondi invece per Jos Lansik, quindi meglio di lui ha fatto Marcus Berbaum. Siamo con Geir Gulliksen, che qui si presenta con Storm, un maschio olandese del 1999, figlio di Grandeur per il norvegese. Qui proprietario del cavallo è Tore Eiklid. 4 secondi già da aggiungere poi alla fine eventualmente del suo percorso. Gabbia centrale, la parte centrale del tracciato, del percorso. Bene qui anche adesso con il largo con acqua, sta comunque aumentando il ritmo. Dovrà aggiungere 4 secondi in più, però insomma sta facendo un buon percorso. Bella girata a mano destra, molto secca, chiaramente cerca di tagliare il più possibile per aver a disposizione più tempo. Ancora la gabbia, bene, siamo nella parte finale praticamente, perché manca l'11° ostacolo. Va a chiudere con un 68,51, che significa 72,51 in totale, passa in testa. Geir Gulliksen nella classifica provvisoria, tempo di 72,51, è quello che diciamo poco prima poi di fatto, ovvero che non è detto che chi dovesse abbattere un ostacolo poi è costretto a perdere. In questo caso il norvegese ne ha dato prova, perché ha fatto una grandissima gara, una grande gara di intensità, di rapidità, di velocità. Con il suo Storm è riuscito a prendere per il momento la prima posizione. Eccolo qui, mentre di spalle lascia. Ed ora tocca a Fabio Brotto, il nostro Fabio Brotto, con Master delle Roane. Fabio Brotto che nel campionato italiano Young Riders però nel 95 fu ottavo. Quest'anno per Brotto non ci sono grandissimi risultati. Con Master Erg delle Roane, un baglio del 99, ha vinto il concorso ippico però di Rosà, 3 stelle, secondo invece a Codroi, poi anche il secondo posto ad Arezzo. Dato già un errore, 4 secondi eventualmente da aggiungere per Brotto, nato il 5 settembre del 1976. Bene nell'Oxer, sta aumentando adesso il ritmo, subito la piega a mano destra per affrontare il verticale e poi praticamente la doppia gabbia. Per quanto dopo la gabbia, quella che vediamo adesso, primo elemento, secondo elemento, di poco rimane lì, cioè ha 2 opzioni, può scegliere appunto l'ostacolo un po' più verso, tanto per intenderci il perimetro del percorso, o quello invece un po' più verso il centro. 68,24, 72,24 per Brotto. Meglio addirittura di Geir Gulliksen, bravissimo Brotto, lui che monta molti cavalli dell'allevamento delle Roane, praticamente proprio suo l'allevamento, quindi allevatore e cavaliere. Ed ora seguiamoci François Maty Junior, figlio d'arte, con maschio baio, Undercover Agent, maschio baio belga del 1997. Intanto si sta già scaldando Cristoforetti con il suo bel grigio, che vedremo tra poco. François Maty Junior, giovane come cavaliere, il 10 giugno del 1970, è stato 73esimo nel campionato del mondo di Roma però nel 98. È stato campione d'Europa nell'85 a livello juniores, però a Fontainebleau con la propria nazionale, quella belga. Quest'anno con Undercover Agent per lui, questo castrone baio, come detto, belga, figlio di Landetto, ha avuto non risultati straordinari, un quinto posto a Saint-Tropez, un nono a Roma, e poi insomma giù di lì risultati non eccellenti. Come detto, a Roma ha preso parte a tante competizioni, è 40esimo del premio
ad Aquisgrana. Bene nella gabbia, ora può scegliere, come detto, uno dei 2 ostacoli. L'11 sceglie quello più interno ed ora l'ultimo ostacolo va a prendersi il 12esimo, che è un largo, altezza 1,40 m per 1,45 m, 62,80 e primo 70 e 60, con 2 addirittura errori, quindi 8 secondi di penalità, 70 e 60 in totale. Ha fatto una gara di grandissima velocità. Questo errore che ci fa rivedere proprio nella gabbia Roberto Gambuti con il posteriore, con i posteriori in questo caso. Ed eccolo qui Roberto Cristofolotti, pardon, con bel maschio grigio Las Vegas, e anche il suo, peraltro il cavallo del suo allevamento. Parte anche un campionato d'Europa nel 1997, però ha avuto a livello juniores, ovviamente, calcolando che è del 79, cavaliere molto giovane, e con Las Vegas per lui quest'anno un terzo posto a Busto Artizio al campionato italiano assoluto, quindi terzo in Breolo. Qui nella gabbia, nell'approccio, bravo pure a rimettere in linea il cavallo sul secondo elemento della gabbia. Poi ora è nulla, qui praticamente c'è il rifiuto nel largo su fosso. Forse ha visto il cavallo troppo caldo, con troppa velocità aveva effettuato la gabbia e quindi ha preferito riportarlo. Qui certo sono secondi preziosi che vanno via, ci sono anche 4 secondi da aggiungere come penalità. Arriva però a prendersi proprio quell'ostacolo, il numero 6, largo su fosso, 1,40 m per 150, ed ora deve, bella girata a mano sinistra per l'ostacolo numero 7. Peccato per quella parte, qui bene sull'Oxer, dovrà effettuare una piega a mano sinistra, praticamente nel riprendere l'ostacolo numero 9, quasi perpendicolare all'Oxer, tanto per intenderci, gli addirittura davanti, per andare a tagliare poi sulla gabbia, che è il terzultimo elemento. Adesso vediamo se sceglie l'interno o quello esterno, quello praticamente più interno rispetto al percorso tracciato dai 2 direttori di campo svizzeri, e va a chiudere con questo largo, è 177, il più lento in assoluto, anche se Jos Lansing, il campione con lui, ha fatto 97 secondi, 104 chiaramente, 77 perché dobbiamo aggiungere i 4 secondi di penalità. Peccato per il nostro cavaliere. Adesso ci sarà Cristina Liber con Robin Hood. Vediamo qui con l'anteriore, praticamente anteriore destro, mi sembra, comunque con gli anteriori va a mettere giù, e poi c'è il rifiuto proprio sul largo su fosso. Eccola qui Cristina Liber, la svizzera, classe 79, con Robin Hood. Olimpiade di Atene un quinto posto come squadra, 13° posto individuale, comunque sarà una Olimpiade importante. Campionato d'Europa qua invece fu seconda a San Patrignano proprio 2 anni fa, sia a squadre che a livello individuale. Qui monta, come detto, Robin Hood, questo cavallo belga, un baio belga del 1998, figlio di Calvados. Secondo posto per loro quest'anno a Mannheim nel concorso ippico internazionale, un quarto posto ad Arezzo. Hanno gareggiato anche a Roma nella mista con il 25° posto. Tanto il percorso per il momento non appare di grandissima velocità, però è molto pulito, non ci sono errori, quindi quantomeno si evitano penalità. Bene anche sull'Oxer, ora piega a mano sinistra per andare a cercare il verticale, quindi fa un'inversione, brava perché lo prende per obliquo, quindi nella giusta direzione per poi andare ad affrontare la gabbia, non deve praticamente far correzioni dopo. Ultimo ostacolo, il tempo è ottimo, attenzione, l'applauso c'è tutto, 67,33, passa in testa. Accelerato bene, ma soprattutto è riuscito a guadagnare molto sull'ostacolo numero 9 e poi praticamente sulla gabbia, che è il 10° ostacolo. Lì è stata probabilmente la chiave di volta, perché ha tagliato bene e quindi ha guadagnato secondi preziosi, o comunque non ne ha consumati. Ecco, come la si vuol vedere, la si può vedere. Andiamoci a vedere adesso Robert Whittaker, figlio,
di John, grandissimo campione, soprattutto veramente un mito dell'equitazione, insieme a Finbar, maschio del 1996. Finbar, figlio di Cash, cominciato con i Young Riders, Robert, che è dell'83, quindi giovanissimo, come giovane cavaliere, un quarto posto a squadre, il campionato, un quarto posto individuale, un primo a squadra il campionato d'Europa che si è tenuto a Vilamura insieme a Carina, femmina a Baio. Qui con Finbar quinto, quest'anno diverse vittorie. A Becher della Frontera hanno vinto il Gran Premio Mista, hanno vinto anche a Ixted sempre la mista, poi a Potenza si sono imposti però vincendo bene, vittoria anche a Birmingham, a Madrid, insomma c'è un feeling notevole in questa stagione finora tra cavaliere e cavallo, un binomio che tiene, dà soddisfazioni. Bene qui la girata, però si vede già la differenza rispetto a prima Cristina Liber, che è stata più brava nel tagliare, anche se anche qua siamo su buonissimi livelli, vediamo il tempo come sarà. Bene la gabbia, ora vediamo quale opzione sceglie per l'ostacolo numero 11, sempre quella interna, quindi per andare poi a tagliare bene in questo caso. 67,33 il tempo della Liber, 66,97 per il momento è primo posto, secondo posto per Cristina Liber. Bene Robert Whittaker, grande gara. Ora attenzione, tra pochissimo a Gregory Wathelet, lui che è belga però è diventato ucraino, insomma una storia particolare, tra poco la diremo anche. C'è un magnate dietro tutto questo, un magnate ucraino con tantissimi soldi. Qui monta Cesar. Oggi nel pomeriggio però, nel premio precedente, il premio numero 5 per la precisione, montava Cover. Qui monta Cesar, lui che è belga appunto naturalizzato, però ucraino, assieme a lui anche altri due cavalieri tedeschi. Quest'anno si è tolto la bella soddisfazione assieme a Latinus di vincere a Cannes, Gran Premio a Cannes, con 100.000 euro di premio, veramente tanto. E qui è partito veramente con grande velocità. Bella la piega a mano destra, andare a cercare subito l'ostacolo, è praticamente a parallelo, l'Oxer parallelo a quel verticale da poco passato. Vediamo sulla gabbia, qui sta facendo sul serio Wathelet, grande velocità. Bene, andiamo a vedere anche come affronta il largo su fosso, perfetto, piegata a mano sinistra. Bene il muro, bene anche l'Oxer, ed ora qui vediamo un po', è certo che va alla grande Cesar comunque, grandissimo cavallo, la galoppata entusiasmante. La gabbia, il tempo è eccellente, sta correndo veramente alla grande questo binomio, bellissima la gara, guardate come accelera l'ultimo ostacolo, il tempo è nettamente sotto gli altri, 59,91, grandissimo Gregory Wathelet, grandissimo veramente. Qui Gambuti ci fa rivedere questa parte, ci fa apprezzare proprio il cavaliere eccezionale, direi. 59,91 sotto i 60 secondi, secondo posto quindi per Whittaker, terzo attualmente per François Maty. 59,91 per uno strepitoso Gregory Wathelet, come detto. Giulia Martinengo adesso, ne parlavamo anche ieri di Giulia Martinengo, si è fatta male un mese fa a Rotterdam, brutto infortunio alla clavicola, una brutta frattura, state 8 viti, una piastra, eppure nonostante questo già pronta nuovamente in sella, è stata anche contenta di quelli che sono i risultati fisici, la reazione che ha avuto la spalla nel montare. Qui siamo con Solomon Terwilligen, primo errore sul verticale, 4 secondi quindi verranno aggiunti al termine del percorso per lei. Bene sulla gabbia, deve un po' cercare di cambiare marcia perché deve guadagnare qualcosina, sta andando bene, forse se riuscisse ad accelerare ancora un po' di più. Bene sull'Oxer, bene anche qui con la girata a mano destra, bene affrontato il verticale. Ora la gabbia, poi andremo verso l'11°
ostacolo, che è anche il penultimo. Vediamo quale sceglie l'opzione. Lei sceglie quella interna, un po' tutti hanno scelto quella interna perché poi si trovano eventualmente meglio in linea. A cavallo ha avuto qualche nervosismo. 61,86, vanno aggiunti 65,86, è un gran tempo. Peccato, oddio peccato, facendo il calcolo attualmente è seconda, attualmente è seconda, sarebbe stata comunque seconda perché era sopra i 60 di poco. Bella gara. Dopo l'errore praticamente al terzo ostacolo è riuscita a riprendersi alla grande Giulia Martinengo, l'atleta dell'aeronautica, la mazzo nell'aeronautica. Ora sarà il turno di Giuseppe D'Onofrio, il comasco nato nel 67, il 6 dicembre, cavaliere di grandissima esperienza, 14esimo quest'anno a Busto Arsizio sull'Anzeus. Qui come detto monta Laurion secondo, uno stallone Baio del 92 a Hannover, quindi tedesco. Con Laurion quest'anno per loro il secondo posto ad Amina, concorso ippico internazionale, così anche come un quarto posto a Pioltello a Roma, quinto posto per loro. Poi insomma piazzamenti non di grandissimo rilievo. Bene però fin qui la gabbia, vedete che è molto entusiasmante questo tipo di gara perché contro il tempo c'è più istinto, c'è meno tattica, meno calcolo rispetto a quello che può essere una gara invece con penalità a ostacoli. Poi si va al barrage, quindi quella in cui si cerca il percorso netto per andare al barrage. Questa è quella che può entusiasmare di più il pubblico dal punto di vista ovviamente della piacevolezza a vedersi. Intanto non partirà l'israeliana Gabriel Salik con Harmony Casal. Ci giunge adesso notizia del suo ritiro. Attenzione perché è ottimo il tempo, andiamo a vedere. 65-11, sopravanza Giulia Martinengo al secondo posto, quindi terzo posto per Giulia, primo sempre Gregory Watlet, l'ucraino. Intanto vediamo alcune fasi, bella questa, il replay. Bene Giuseppe D'Onofrio, ora Giovanni Consorti. E questa è la parte proprio conclusiva per il cavaliere comasco. Tocca adesso al seinese, classe 71, Giovanni Consorti. Qui monta Ser8, stallone Baio del 99 olandese, figlio di Burggraf. Eccolo qui Consorti. Non ha partecipato a Busto Arsizio al campionato italiano, lui che è stato campione italiano però nel 2003 del Criterium ai patroni del Vivario, però ad Arezzo lo scorso anno fu decimo. Patroni del Vivaro, come detto per lui il Criterium al primo posto con God Save Villiers. Qui monta Ser8, cavallo con il quale quest'anno ha avuto un ottavo posto a Cervia, ha montato anche Storm, Marlon Brando. Al momento non ci sono errori, la parte conclusiva di fatto, per ora c'è la gabbia, poi dopo la gabbia un verticale e un largo, e l'errore con il posteriore nell'ultima parte della gabbia, per l'ultimo elemento della gabbia. A vedere quanto sarà il tempo, peccato perché poteva essere un buon crono. 65-85 più 4, ovviamente 69-85 per lui. 69-85 per Giovanni Consorti. Sempre al primo posto per chiaramente Watlet, sì, secondo per Giulia, per D'Onofrio, terzo per Giulia Martinelli. Ora tocca a colui che ha vinto il premio 4, chiamato anche il Gran Premino, quello lì insomma diciamo così che per importanza, il piccolo Gran Premio, quello che per importanza è subito dopo il challenge che c'è la domenica, che di fatto chiude San Patrignano, ovvero colui che è veramente sbalordito con percorso netto anche il barrage, con un ottimo tempo. Connorsway, l'irlandese, monta qua Nepomuk,
con Nepomuk, una vittoria nel concorso ippico di Cervia. Molto veloce l'irlandese, veramente in gran forma, soprattutto dei cavalli che stanno reagendo benissimo in questa 2 giorni a San Patrignano. Bravissimo anche sul largo sul fosso, piega a mano destra il muro. Oxer dovrà girare praticamente subito, qui taglia bene, vediamo come affronta il verticale, perché poi c'è la gabbia. Bene, un po' rallentato, un po' dovuto tenere a freno il cavallo nell'affrontare la gabbia. Anche lui per la soluzione interna rispetto all'11° ostacolo. Qui aumenta di velocità, peccato, per forzare proprio all'ultimo. 59,44 era un gran tempo, 63,44, che significa comunque secondo. Per il momento Conor Swail, l'irlandese. Rivediamo con i posteriori, va a colpire proprio l'ultima parte del largo. Ecco, qui sembrerebbe lo zoccolo destro, almeno a vedere così il replay. Conor Swail non c'è, come detto, Gabriella Salic, quindi passiamo subito a Giovanni Magaton con Move On, la femmina grigia del 97 Holsteiner. Parte anche ad Almeria, giochi del Mediterraneo lui, peraltro è stato quarto a livello individuale, primo invece come squadra l'Italia ad Almeria. Sempre con Move On, con questa cavalla. Davvero ha lavorato più in binomio con Codroipo, con Amina. Con Whisper D. Come One quest'anno ha vinto il corso ippico internazionale, terzo posto. Anche a Busto Arsizio nel nazionale, quarto e quinto, sempre con questa bella cavalla grigia. Per il momento un errore, quindi si aggiungeranno 4 secondi poi al tempo finale. Comunque nettamente più lento rispetto agli altri. Qui insomma coloro che correvano, che andavano veloci prima, dalla Martinengo a Swail, a Donofrio, a Watlet, avevano prima della gabbia all'incirca un 50 secondi, lui già era oltre i 60. Infatti vedete anche dalla parte finale, non brillantissima la prova, un po' troppo a freno forse la sua cavalla, in questo caso Giovanni Magaton. 87,20, tempo molto molto elevato. 59,91 da battere Gregory Watlet, come detto. Intanto rivediamo qui azione a Whitaker adesso, grande specialista, soprattutto insomma grande mito dell'equitazione. Qui vediamo Roberto Gambuti, ci fa riapprezzare questo modo un po', sembrava un po' sufficiente nel cavalcare, per carità, quello del montare, quello era il suo modo di fare, però effettivamente è un po' lento. Guardate invece che velocità che ha John Whitaker con l'Actic 2. Ecco, già si vede da qua, da questa piega repentina a mano destra, poi la gabbia. Grandissimo John Whitaker, classe 55, vinto di tutto e di più, alle spalle 4 Olimpiadi, tantissimi campionati del mondo, una marea di campionati d'Europa. A vedere qua, sarà importante vedere il riscontro cronometrico all'ingresso della gabbia. Siamo sui 50 secondi, 59,91 distante probabilmente, sì. Ha rallentato nell'ultima parte, 62 qualcosa, alla fine 63,35 per John Whitaker, che significa intorno terza quarta posizione. Rimane sempre Gregory Watlet, una grandissima gara per lui. Intanto ci è venuto a trovare Giulia Martinengo, così sa, modo anche di parlare della sua gara. Peccato per quell'errore praticamente poi in partenza, perché poi è riuscita a dare una grande velocità alla sua azione e avere anche un buon risultato finale con 65,86. Comunque tra le prime. Questo intanto è Giuseppe Rolli, romano classe 78, con
Aida Du Castillon, eccola qui. Buonasera. Buonasera. Ciao. Allora, peccato per L'errore. quell'errore, perché sono una gara comunque bellissima. Sì, per Complimenti, fortuna gran con ritmo. con la caccia uno può comunque recuperare un po' col fatto che le penalità vengono commutate in secondi, quindi sono contenta. Peccato, girato corto, sono venuta un po' troppo vicina al salto, però è stato bravissimo. Sei comunque soddisfatta, direi, che perché sei tra i primi, Sì, sì, sì. Senti, parliamo anche della prova di Whittaker, 59,91 sotto i 60 secondi, l'unico. Sì, credo anche Waterlet, no? Sì, Waterlet, pardon, scusami. Sì, Chiaramente Waterlet parlavo di Waterlet io, sì. È un cavaliere di pensavo a lui. di una velocità incredibile, incredibile. Oltre a essere un cavaliere che ha vinto quest'anno un sacco di gran premi. Ha dei cavalli di un certo tipo, un investimento di un certo tipo, con il magnate ucraino dietro le spalle, no? Esatto, Sono tanti esatto. soldi, quindi... È il cavaliere di questo Onichenko che lo sponsorizza ed è un cavaliere, è un fuoriclasse. Faceva già un sacco di risultati quando montava per il Belgio e adesso sicuramente ha un parco cavalli che gli permette di essere competitivo ai massimi livelli, ma lui è un fuoriclasse. Tanto male. Rolli che si ritira. Sì. Si ritira Giuseppe Rolli. Secondo ritiro dopo praticamente Meredith Michels-Berbaum. Sì, che credo abbia fatto un giro di lavoro con Shutterfly, col quale sicuramente farà il Gran Premio domani. Tant'è vero che non è sembrata molto comprensibile il motivo del ritiro, peraltro, perché hanno fatto partire per primi i cavalli, hanno chiesto ai cavalieri di dichiarare, diciamo, prima se avrebbero fatto la gara o meno. Lei non aveva saltato ieri in notturna, prima di un Gran Premio grosso in notturna come sarà quello di domani. Esatto. Un cavallo comunque deve entrare in campo e saltare con le luci artificiali. Chi l'ha fatto soltanto per riscaldare, sorta di warm up, diciamo. Esatto, ma l'ha avvertito, diciamo. Gerfried Pucca con Koala Duprelé per l'austriaco, classe 1973, quest'anno con questo cavallo francese del 98, primo posto a Lummen, concorso ippico internazionale, il secondo invece a Monaco. È partito velocissimo. Partito velocissimo, sì. Vediamo la gabbia adesso. Ecco, col posteriore. Bene, invece qui sul largo sul fosso, sì. Spieghiamo anche, l'abbiamo già detto, che non è scritto che chi dovesse abbattere può vincere la gara, perché basta cioè è difficile, però siccome è una lotta contro il tempo, esatto. Se poi tu riesci, insomma, a dare un ritmo straordinario, a non abbattere alcun elemento, può darsi pure che poi diventi primo. Certo, lui per esempio adesso dovesse comunque finire, anche perché guarda, peccato. Okay, adesso ha fatto un altro errore, ma ha usato tanto, perché quei 47 secondi all'ingresso della gabbia o alla fine della gabbia era un tempo molto alto, abbiamo fatto una media. Sì, certo. Rischia anche molto. cercando 72 punti. Cercando così la velocità per rimanere piazzati, ovviamente possono. L'applauso però c'è chi applaude qui, direi che è meritato, perché lui ha rischiato tanto, ha visto, voleva recuperare, quindi è una gara comunque per il pubblico molto divertente da seguire. Quello che dicevo prima, cioè la gara di caccia comunque è quella che può essere compresa anche meglio a livello di divertimento, perché è istintiva, no? Non c'è tattica, quindi... No, esatto. Anche se ovviamente un CSI 5 Stelle, la caccia, che normalmente è una gara di contorno, è comunque impegnativa, ci vogliono già dei cavalli e poi, insomma, di mezzi. Ricordiamo pure che ci sono 25.000 euro di montepremi. Non è pochissimo. Se no, vinci, no, sono tantissimi soldi. Tra l'altro tutte le gare che superano i 20.000 euro sono utili per apprezzabili, la ranking list, no, e poi soprattutto vengono considerate per la ranking list mondiale. Quelle al di sotto dei 20.000 uno può anche vincerle, che nella computer list mondiale non vengono calcolate. Sono fatto economico lì, chiaramente, invece insomma. Certo. Richard Spooner con Apache, maschio del 99, figlio di Mescalero. È stato nato il 2 agosto del 1970, quindi tra poco compirà anche gli anni. È qui in Europa da parecchi mesi, per via delle coppe di Super League, cioè ci sono parecchi americani che si sono fermati in Europa per prendere parte alle coppe di Super League, e quindi fanno anche era presente già a Roma, terzo nella gara di Potenza. Esatto. Penultimo ostacolo, si affronta il largo. Tempo Waterlet comunque. Il tempo era buono, 60 e 51, peccato per le due penalità che valgono 8 secondi, insomma, 68 e 51 per lui.
Beh, a questo punto guarda, è vero che mancano ancora diversi cavalieri, No, ma Waterhead è indubbiamente però difficile da Waterhead, prendere. ecco, io penso che Waterhead forse questa sera sia un po'... È dura. Taizo, Sugitani, giapponesi, con Wizorti. Stanno per loro soltanto 2 gare a Modena e a Deauville, un quinto e un nono posto. Lui che monta anche Balbe, Obelix, che ha montato ieri, chiaramente col quale ha vinto a Balbe, Sì, è il suo cavallo di esatto, punta, questo è col quale probabilmente prenderà parte poi domani Gran Premio, al senza Challenge. dubbio. Gabbia per Taizo Sugitani. Sì, non è velocissimo, sta cercando di fare un percorso netto, lineare. Però poi da qualche parte dovrebbe pure... Non sta prendendo rischi, magari Carlo comunque non deve avere una grande esperienza e quindi sta cercando di fare un giro lineare. Già pronto Abel Said, l'egiziano, con Team Harmony Murin. Il tempo non granché, sbaglia anche adesso col posteriore nel secondo elemento della gabbia, quindi 4 secondi in più. Sì, non credo che comunque fosse nella sua testa di fare una gara per essere competitivo. Ecco. No, era per testare anche il cavallo probabilmente. Sì, esatto. 76,52, 80,52 più di 4 secondi. Gregory Watlet sempre più primo. Vediamo l'errore che ci propone la regia con il replay, con il posteriore proprio nel secondo elemento della gabbia. Parte È un l'egiziano Abel ragazzo Said. giovanissimo. Eh sì, è nato nell'89, insomma, quello che potrebbe chiamarsi uno juniore, tanto per Sì, esatto. l'età. Terzo nella Coppa del Mondo Giovani Cavalieri all'Anaken. È allievo di Emil Hendricks, che fa parte dell'organizzazione di questo concorso insieme ad Antonella Ottaviani. Sta prendendo tanti rischi, bene nell'Oxer qui. Sì. Molto veloce l'egiziano, Vediamo la piega qui a mano destra per andare poi a affrontare la gabbia dopo questo verticale. Bravo, il tempo è buono, Sì, ottimo. perché si è un 48 secondi all'ingresso della gabbia, il rischio di c'è con l'anteriore, eccolo qua. Ha spinto troppo, però continua, non è che Sì, l'ha sì, frenato sì. il cavallo, No, bravo. per niente. Non frena il cavallo, va a affrontare adesso l'ultimo ostacolo in largo. E c'è un altro errore, peccato, era 69, velocissimo. sì, peccato, 69-66. Cavaliere ancora forse troppo istintivo. Sì, Ha ma fatto l'esperienza, no? sicuramente. Ha preso i suoi poi, rischi. Certo. Beh, in una caccia sei portato comunque a prenderne per via di quello che dicevamo prima. Fatta una barriera puoi essere ancora piazzato molto bene, lui ha rischiato per l'ultimo venendo veramente nella prima galoppata. Tocca alla Spagna adesso con Cayetano Martinez de Irujo, Casberois per il cavaliere spagnolo. Per questo binomio quest'anno c'è stato un secondo posto a San Sebastián, 7° posto nella Coppa del Re di Madrid, quello è un concorso ippico di 5 stelle, insomma, un corso ippico di valore, tanto Sì, per sì, intenderci, sì. come questo di San Come Patrignano. questo, esatto. Le stelle stanno ad indicare il montepremi che un concorso mette a disposizione, quindi ovviamente le conseguenti difficoltà e altezze che ciò comporta. Come ho detto prima, per questo percorso di caccia 1,40 m all'altezza di tutti gli ostacoli. 45. 1,45 m. Sì. Tanto già 2 errori per lui. Errori anche per Cayetano. Salta il verticale di destra, c'è
un'opzione. Sì, tutti hanno scelto, Al ecco, questo ti numero volevo 11. chiedere, tutti, la maggior parte hanno scelto il verticale di sinistra. Il verticale di sinistra è leggermente più alto, ma guadagna ovviamente un Esatto. sacco di tempo. Chi ha Perché deciso tagli. esatto, tagli stando molto più all'interno. È ovvio che per uno come lui, che comunque sapeva di avere la gara compromessa, ha tranquillamente scelto di fare il verticale più all'esterno e fare un po' più di strada. Ecco qua, intanto con l'anteriore l'errore, poi anche col posteriore praticamente va a frenare sul Sull'Oxer largo, post sì, italiano. sull'Oxer. E allora tocca Pier Giorgio Bucci, l'abruzzese dell'Aquila, nato nel 75, anche lui in agosto. Secondo quest'anno a Bustarsizio dietro Jerry Smith, il campionato italiano assoluto chiaramente. Poi ha fatto parte della squadra che a Linz ha conquistato il secondo posto e ha fatto il debutto in Coppa delle Nazioni a Piazza di Siena quest'anno con un bellissimo percorso netto al primo giro e un errore al secondo. Il verticale, bene qui. Canebo è un calo che lui monta da poco tempo. Peraltro bellissimo questo Sì. maschio baio olandese del 97. Un cavallo che praticamente ha 10 anni. Sì, esatto. Bene anche sul largo sul fosso. Lì, cercando di girare corto si rischia addirittura di scivolare un po'. L'Oxer sarà interessante a vedere, è un po' lento, Sì, non è velocissimo, non è un ma tempo... credo che per Giorgio non avesse nella mente di fare una gara velocissima con questo cavallo, che non credo che abbia tutta l'esperienza in notturna. È un cavallo nel quale lui crede molto, quindi credo Sì, perché che spieghiamo fare... anche una cosa, so, quello che giustamente dici tu, intanto lui sceglie lui questa volta questo di sinistra. Sì, certamente certamente è tagliato netto, di più. Il fatto delle luci, insomma, può mettere in difficoltà. Sì, alcuni cavalli che hanno meno esperienza è chiaro che possono essere innervositi. Certamente. 77-47 non significa Ha fatto un bel moltissimo a netto, livello di però... classifica, esatto, però è detto bene te, insomma, anche per testare il cavallo, già che non ci sono stati errori, per sentire, no? Certo. Come il cavallo, direi che Esatto. è un buon risultato. No, lui sicuramente sarà contento del percorso. Erik van der Vleuten con Peter Reusa per il cavaliere belga, il binomio olandese, pardon, il binomio con questa femmina baia olandese, anche lei del 97. Van der Vleuten è un cavaliere che è sempre stato nella prima squadra, diciamo, sono anni che fa parte della rosa dei più importanti cavalieri olandesi. Esordi nei primi anni 80, nell'82 addirittura la vittoria del campionato d'Europa Young Riders. Che ha partecipato al campionato del mondo fu nel 1998 a Roma, dove arrivò sesto con l'Olanda, a livello individuale invece un 37esimo posto. È velocissimo. Sì, molto veloce. Vediamo qua la piega a mano destra, bravo nel verticale, ora va a affrontare la gabbia. È veramente veloce, non credo quanto Waterlet, ma è velocissimo. Bene, verticale di sinistra. È più lento Più lento, sì. Sì, più lento di Waterlet. Beh, 59-91 Waterlet, però qui siamo... l'errore alla fine. 66-23 alla fine. Però 66-23, facendo un rapido, no, un rapido calcolo, dovrebbe essere il secondo tempo, dovrebbe essere, io vado a colpo d'occhio, l'ho calcolato chiaramente, dovrebbe essere il secondo se non sbaglio, perché poi c'è... Forse anche il quarto, perché... forse sì. Io credo di 65 esatto, no, di Giuseppe Onofrio, mi sfuggiva 65-11 di Giuseppe, è vero, non me ne voglia. Ma ripeto, sto qui con la penna, no? Vado a spuntare. A segnare. Pensando che già sono stati 23 i binomi. Siamo con Juan Carlos Garcia. Carlos ieri con questo cavallo ha vinto la gara bassa a pari merito con Waterlet proprio, quindi si ritrova nella situazione di cercare di andare a bizzicare Waterlet.
con contact maschio grigio del 98. Carlos Garcia. Uno scarto, ma credo sì. non di malizia, ma credo che non abbia proprio inquadrato bene il salto. Calo proprio non ha capito. Che ha perso chiaramente i suoi bei Sì. 6-7 secondi. Esatto, credo che porterà a termine anche lui la gara. Magari Calo, credo che anche Contact non abbia forse mai saltato in notturna o quasi, quindi coglierà l'occasione per finire il percorso tranquillamente. Bene nella gabbia comunque. Adesso vediamo anche sul fosso, largo sul fosso. Ecco, abbatte l'ostacolo, quindi sono 4 secondi in più da conteggiare alla fine. Sì. Per Juan Carlos Garcia, stanno quarto a Busto Arsizio negli assoluti italiani. Con Toronto che è Calo che monterà domani in Gran Premio. Toronto Fan de Pandenborre, che già peraltro ieri nel piccolo Gran Premio ha montato. Sì, esatto. Molto lento, Sì, ma Eccola a quel che punto è il più lento dopo Roberto Cristoforetti con 104,77, 98,76 di Juan Carlos Garcia. tante volte Sì, ma è chiaro. nella caccia, quando fai lo scarto, è difficile recuperare, è più facile recuperare un errore, un abbattimento, ma non lo scarto. Sì, perché lo scatto vuol dire di fare il giro, Esatto. di mettersi in linea, saltare l'ostacolo, quindi sa, come se ne avessi saltati di 2 nel frattempo, no? Sì, sì. Joy Gatlin, occhio Joy Gatling, terzo cavallo, chi monta in 2 giorni, perché questo qui è appunto Sun Carls King, un maschio del 91 Holsteiner. Lei che monta tutti i cavalli molto veloci, molto preparati, Sì. questo si dice nell'ambiente, no? No, certo. Per la Le statunitense. americane spesso hanno comunque un'andatura, una Aggressiva. cadenza. Sì, sono... In questo caso non mi sembra assolutamente pericolosa per Waterlet. È arrivata seconda a Calgary, con O'Lilly però, con Sun Carls King invece un quinto posto sempre a Calgary, però nel Gran Premio mista. Nella mista normale invece il Sta secondo facendo un bel giro, ma è assolutamente in ritardo rispetto a Waterlet. Ecco l'errore sull'Oxer, già intorno ai 53 secondi per intenderci, aumentando di 4 secondi appunto il tempo. Anche lei fa la scelta dell'ostacolo esterno, il verticale. Bisogna vedere l'ultimo e il largo. Dopo l'errore praticamente ha perso tanto, perché fino a quel momento forse ha spinto anche, no? Nella prima parte del percorso molto veloce. Sì. Il 9,98 sfiora gli 80 secondi. Albert Zoer, l'olandese. Ecco, questo è un binomio che può essere abbastanza pericoloso per Waterlet. Normalmente è velocissimo Zoer con Lincoln, uno stallone baio del 93, anche lui olandese come il suo cavaliere. Con Lincoln quest'anno hanno vinto a New Ulster, corso ippico di 3 stelle, poi secondi anche però a Gisteren, ha montato in diverse occasioni. Sì. Ripeto, Zoer si vede già come partito. è velocissimo. L'importante è qui prima il verticale e poi l'Oxer. Chiaramente lui Sì, è stato un po' più a sinistra, è stato più a sinistra per avere un po' no? più di spazio per il largo, che comunque... È perché lì praticamente devi fare quasi un'inversione di 90 gradi, Esatto. per intenderci adesso, insomma. Sì. Anzi quasi di 180, perché se girassi tutto stesso quasi. Esatto. È veloce, Sì, largo sul fosso, il muro. Qui rimette un galoppo rispetto a Waterlet. È Erano 5 galoppi per lui. molto veloce. Vediamo come arriverà alla gabbia. Ha rischiato tanto. Un po' di fortuna, ma non guasta. È veloce. Molto.
Non so però se No, gli no, basta, non credo. prende Waterlet, No. questo è sicuro. No, Waterlet già 59,91 aveva chiuso, qui siamo sui 62. E c'è l'errore. 61, 65, 83. Terzo errore. Sempre migliore 65-11 di Donofrio. Sì. Ne saremo anche curiosi poi di vedere eventualmente la classifica finale. Siamo quasi al termine peraltro. Catherine Burtis, altra statunitense. Sarà anche lei aggressiva come la Gatlin, con Pariska second, femmina baia del 97 olandese. Stanno montata praticamente a Calgary, il concorso ippico internazionale, dove però Sì, sono sesto, settimo concorsi ovviamente più comodi per loro. posto. Poi si spostano ogni tanto in Europa, ma Eccola qui Catherine Bardis, penultimo binomio con la Matson statunitense, poi Christian Holman tedesco con catwalk. prende un rischio e lo paga. Sull'Oxford l'ha pagato. Sì, Era molto veloce però. sì, era partita veloce. Verticale largo sul fosso, pardon. Ma deve piegare con la mano destra il muro e poi l'Oxford, poi ancora una piega molto decisa Sì, per andare ad affrontare il verticale numero 9, ostacolo numero 9 e poi la gabbia. sì. È veloce, ma non per stare nei primi posti, ecco. No, perché ha affrontato il primo elemento, il primo sforzo della gabbia, tanto per intenderci, già sopra i 50 secondi, quindi Sì. era abbastanza in ritardo. Calcolando che deve anche aggiungere i 4 secondi, siamo intorno ai 72 più o meno, insomma, occhio e croce. 73-39. Christian Hallmann, tedesco, si sta scaldando assieme al suo catwalk per Catherine Bardis. 73-39 come ci certifica la grafica. Christian Hallmann, terzo bronzo olimpico squadra ad Atene Poi è nell'ultima stato Olimpiade. campione d'Europa a Donaueschingen Sì, è nel stato campione d'Europa. 2003, sia a squadre che individuale, con Koster che monterà domani in Gran Premio. Ieri si è piazzato Lui la anche un gara argento grossa. individuale per il 94, ma era Jan Grouders come campione d'Europa. Sì, no, già un bel po' di Di medaglie medagliette, all'attivo, sì. Catwalk, un Lui castrone sicuro baio Holsteiner. è partito aggressivo. Stanno insieme soprattutto in casa, a Dortmund, a Münster, poi sono spostati a Göteborg in Svezia, a Zurigo, Svizzera, una volta in casa a Braunschweig. È molto molto veloce. 5 Gran Premi insieme quest'anno, questo è il sesto. Vediamo se punta al secondo posto. Qui intanto il Veloce. largo sul fosso, muro, Muro, Rifiuto. difesa sul muro. ha cercato di ripartire subito, ma il cavallo si è piantato proprio, Sì, ha rifiutato, adesso e quindi possiamo dire che Waterlet sì, si è vinto la gara. tra l'altro sì, c'è anche l'errore perché sul muro ha battuto Mattoncino. Waterlet vince la gara, possiamo dirlo subito. Sarà curioso vedere che tempo avrà Waterlet, ma chiaramente Christian Hallmann. Tanto ringraziamo Giulia Martinengo, grazie per essere mille. stata con noi, in bocca al lupo per Grazie. domani, poi ti Crepi. aspettiamo chiaramente Dopo. per 2 battute, questo Ok, non c'è dubbio. grazie, Ciao, arrivederci, grazie. Grazie Giulia Martinengo quindi, che ci ha tenuto compagnia, ci ha raccontato anche quella che è stata la sua gara. Replay per Christian Hallmann, tempo molto al di là, 77-15, neanche poi così tanto se vediamo. Allora, tanto mi comunica Gambuti alla regia che avremo ecco qui Martinengo che va via, l'atleta dell'Amazon dell'aeronautica, e che abbiamo modo di rivedere chiaramente anche il percorso straordinario di 59,91 di Gregory Waterlet. Prima però la classifica, eccolo qui col premio numero 6, percorso di caccia Waterlet, John Whittaker, Connor Wade irlandese, dopo aver vinto ieri il piccolo Gran Premio, oggi il terzo posto. Bene Giuseppe Donofrio, che è il miglior risultato finora per gli italiani in assoluto in tutti
i premi del concorso che abbiamo avuto, a parte l'ex equo di Juan Carlos Garcia, chiaramente c'è lui poi con un bel quarto posto qui, 65-11. Giulia Martinengo bene sesta e Albert Zur al quinto posto. Possibilità di rivedere insieme, eccolo qui, il belga però ucraino, tra l'altro vedete che anche ha il colore del bavero giallo con il blu, i colori della bandiera ucraina, peraltro la bandiera nazionale dell'Ucraina. Quindi rivediamo proprio lui, il vincitore, con Cesar, corso anche, montato anche con cover qui con Cesar, sul Stallone Baio del 95. È stato veramente molto bravo, ha affrontato il muro qua senza far cadere mattoncini, poi è andato sull'Oxer, una piega a mano destra per riprendere il verticale, che poi è importantissimo quel tipo di verticale perché ti porta nell'impatto con la gabbia. Qui è bravo a tenere il cavallo, a mandarlo bene nel secondo elemento, ha scelto anche lui ora nei uno dei due verticali, quello di sinistra, perché tagli di più verso l'ultimo largo e andare a chiudere con questo tempo, possiamo dirlo, veramente eccezionale. 59,91, l'unico sotto i 60 secondi. Tra l'altro questo binomio composto proprio da Gregory Waterlet e il suo Cesar. Siamo in chiusura. Allora, grazie per essere stati con noi, vi saluta Roberto Cambuti dalla regia, assieme a lui tutti i componenti della squadra tecnica che vi hanno regalato le emozioni di questo bel Gran Premio percorso su Caccia. Grazie a Caterina Vagnozzi, insomma, per averci coadiuvato, per le informazioni, per questa telecronaca. Grazie a voi ovviamente. Vedremo al